negoziato con Bruxelles, interviene Di Maio, l'Unione deve decidere il suo destino, dare una risposta unica e adeguata. Alessandro Gamberi. Di Maio lancia un appello all'Europa a ragionare in termini di ricostruzione, non di ripartenza. Lo fa dalle colonne del quotidiano basco El Correo. Il ministro degli esteri chiede una risposta univoca, forte e adeguata, rivendica il lavoro della rete diplomatica per reperire aiuti dal resto del mondo e ribadisce: è il momento della fiducia, non delle scorciatoie. Vero, ricorda Di Maio, che l'Italia ha un grande debito pubblico, ma siamo la terza economia dell'Unione, è interesse di tutti garantire la stabilità del mercato interno, si vince solo insieme. Sul MES c'è un falso dibattito, osserva: si sono fatti passi in avanti grazie alla BEI e alla Cassa Integrazione Europea, dice, ma per superare l'emergenza serviranno almeno 1.500 miliardi. Cifra già citata qualche giorno fa dal presidente dell'Eurogruppo Centeno e ribadita oggi anche dal commissario europeo agli affari economici Gentiloni, convinto che il fondo per risollevare l'economia dovrà essere pronto entro l'estate. In un mese l'Unione Europea ha preso decisioni senza precedenti, sottolinea quanto al MES è un credito vantaggioso sui mercati finanziari, sbagliato, avverte Gentiloni, dipingerlo come l'anticamera della Troica, e il direttore del MES, Klaus Regling, assicura: non sarà un'altra Grecia, è un prestito senza condizioni.